ed in occasione proprio dell'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre ascoltiamo l'intervento del Presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava. Mancano molte cose di Pio La Torre a 39 anni dalla sua morte. 39 non sono 40, 39 è un numero spigoloso, un numero strano, ma non cambia nulla. Non riempie una serie di vuoti, di assenze, perché assieme alla Torre mancano anche i suoi compagni di lotta, di avventura politica, di passione. Uno per tutti è venuto a mancare Emanuele Macaluso, che ci accompagnò nel ricordo di Pio La Torre un paio di anni fa e fu un momento molto bello. Manca lo spirito della legge che La Torre assieme a Rognoni ha lasciato a questo paese, la legge sulla confisca dei beni ai mafiosi, legge importante, fondamentale, pensata, scritta, voluta con grande attenzione e determinazione, in parte per colpa nostra, per il modo in cui è stata in parte svuotata della sua intenzione, ormai non all'altezza delle premesse. È una sfida che ci chiama in causa tutti per riuscire a restituirla alla sua funzione, alla sua necessità, alla sua urgenza. Manca un'idea di politica come la conobbe La Torre, ne abbiamo parlato anche gli altri anni, quell'idea di militanza che era anche un'idea di, come dire, attenzione, misura rispetto nelle parole, pensieri lunghi, quelli che suggeriva Berlinguer, la necessità di non essere mai superficiali, di andare a fondo e oltre. E per uno come La Torre, che dedicò buona parte della sua vita a grandi battaglie civili e faticose, da quelle per i braccianti, per i senza terra, dei primi anni del suo impegno politico, a quella contro la mafia che lo ha visto cadere, quell'idea di una missione, di un lavoro, di un mestiere alto e nobile della politica, che in parte a causa di demagogie incrociate si è perduto, è qualcosa di cui avremmo molto bisogno. Sarebbe bello fra un anno, 40 anni, ricordarlo dicendoci che alcune cose non ci mancano più perché siamo riusciti a recuperarle. Vabbè, fa parte della sfida.